stasera insieme a noi a Doppia H su Radio Popolare c'è Ensi. Benvenuto Ensi. Ciao, grazie mille dell'ospitalità. Finalmente live nei nostri studi. La prima domanda di Doppia H, forse ancora non lo sai, anche se ci siamo già sentiti telefonicamente, è: qual è il tuo piatto preferito? Te la faccio e poi ti dico una cosa, perché c'è aria di sfida, poi capirai perché. Vabbè, io sono avvezza alle sfide, poi se le sfide hanno a che fare con la cucina, insomma, divento anche più temibile che nel freestyle, direi. Attento, perché la sfida è importante. Intanto, qual è il tuo piatto preferito? Ma io sono un carnivoro, quindi non me ne vogliano i vegani all'ascolto, sono un fan della griglia, sono forse più forte a grigliare che a fare freestyle, devo ammettere, si griglia tutto. Devi essere una specie di king, però da questo è proprio qui che arriva la sfida. Noi ce l'aspettavamo un po' questa risposta, perché tuo fratello ci ha detto che chiaramente il suo piatto preferito è lo stesso tuo, ma che lui, nonostante ciò che tu dici, è più bravo di te alla griglia. Ma non è vero, minimamente. Allora, minimamente, perché io posso grigliare tutto, tant'è che griglio anche il dolce, perché io so fare le fette di ananas. Ciao. Siete pronti ad avere fame? Mi sto preparando. Allora faccio le fette di ananas, le puccio nello zucchero di canna e le faccio flambé sulla griglia con un po' di cognac. Ciao. T'ho detto tutto. Tra l'altro questa è un livello ideone assurdo, raga, è un livello assurdo. Stiamo parlando proprio dei super saiyan della griglia. Mi dispiace Alex, non puoi fottere. E comunque a questo punto, dato che c'è area di sfida, prima o poi vi ospiteremo qua nel nostro cortile con un palchetto, mentre uno si esibisce live, l'altro cucina, e poi via di voti. Ma sai e vediamo chi contento. vince. Per esempio c'è questo rapper americano che io seguo tanto, che si chiama Action Bronson. Che lui praticamente ha basato sulla sua passione per la cucina la sua carriera, tant'è che tutti i vari giornali del settore, da Complex Maga, tutte le, diciamo, i giornali più addicted, gli fanno gli speciali sulla cucina. Incredibile sto fatto. Questa roba qua è totale. Lo mettevano fuori dai concerti a fare i panini. Ecco, cioè vedi. lui aveva la sua postazione dove grigliava i panini li sceglieva lui, gli ingredienti se li faceva comprare e faceva delle ricette sue per i panini e poi entrava a fare il concerto. Fantastico. Lo vorrei fare anch'io, se qualcuno mi sta ascoltando e vuole farlo. Guarda, io te lo dico, noi qui stiamo pensando di fare un po' di live a livello hip hop. Tu e tuo fratello, sarebbe bello proprio questa sfida live. Volentieri, adesso vediamo di organizzare sta cosa, se si fa diventa secondo me la figata del secolo. Se lui suona io griglio e basta. Ah, ok, va bene. E basta. Poi verrò a suonare un'altra volta con qualcun altro che cucina al posto mio. Lui ovviamente. Esatto. Così scatta la sfida. Bene, veniamo un po', anzi rimaniamo un po' a Ensi, no? Vediamo di conoscerci un po'. Consigliaci un film. Beh, io sono un fan del cinema a 360, riesco a guardare con lo stesso entusiasmo un B-movie come un film impegnato. Se devo parlare di un film che ultimamente mi ha colpito, Come un tuono, che in realtà non è un film super chiacchierato, però racconta una bella storia, un bell'intreccio di una storia che si ripercuote poi sui figli dei protagonisti, e quindi il film è quasi diviso in due parti, come se quello che succede nella vita dei tuoi genitori poi condiziona la vita dei figli. Ed è un film molto bello, perché poi mi ha colpito molto, perché oltre a trattare questo argomento si vede come poi l'eredità che ti lasciano le persone prima di te poi in realtà condiziona completamente la tua vita nel futuro. Qual è una città in cui vivresti? È bella anche questa domanda. Sicuramente vivrei a Catania, non solo perché mio padre è di là e le mie radici siciliane non le ho mai nascoste, anzi il mio accento torinese, anche un po' come tutto l'accento torinese, ha tanto del meridionale e ne vado molto orgoglioso di questa cosa. Sì, io vivo a Milano da un po' di anni, sono torinese. Dovessi scegliere un'altra città al nord oltre Torino non saprei cosa scegliere onestamente. Vivo bene a Milano, mi piace, ci mancherebbe altro, ancora mi trovo fuori da Radio Popolare i ragazzi dei quartieri che dicono come non infamare la nostra città. No, per niente, no. Sono felice di essere a Milano perché mi ha permesso di essere presente quando bisognava essere, ed è brutto da dire perché siamo a 130 km di distanza, ma cambia completamente tutto da Torino a Milano. Però dovessi vivere al nord vivrei a Torino. Invece dovessi scegliere un'altra città, come ti dicevo prima, Catania, che è una città fantastica, ha tutto, al mare, alla montagna se vogliamo chiamarla così, c'ha l'Etna, c'ha il vulcano, è un'isola, quindi la mentalità dell'isola, il tempo dell'isola, il cibo dell'isola, di cosa stiamo parlando? Dai, una bomba. Un'altra cosa. Veniamo invece alla musica. Cosa si ascoltava a casa tua da piccolo? Perché insomma ne siete usciti due, sì, da quella famiglia. Che cosa c'era nel latte? Ma in realtà nel latte non c'era nulla tranne quintali di biscotti, motivo che hanno portato sia me e mio fratello a lievitare negli anni. Poi lui ha preso una strada pazzesca e ha perso 40 kg. Io sono abbastanza in forma, ma infatti ti trovo bene, rimango caro. comunque sopra una bella soglia, quindi siamo meno delle 3 cifre fortunatamente, però
siamo sempre belli spessi, non fatevi, sono un falso dimagrito, ecco, non perché un falso magro non lo starei mai. A casa mia non si ascoltava musica che poi in qualche modo abbiamo ereditato per avere questa passione nei confronti della black music. Mia madre è una sorcina di quelle sfegatate, ha sempre ascoltato Renato Zero, e mio padre è uno che passabilmente da Leone di Lernia alla musica lounge, quindi abbiamo avuto veramente un'educazione musicale a 360. La cosa bella è che non c'è mai stata un'imposizione dal punto di vista degli ascolti, anche se il rap magari soprattutto in quegli anni che non era così conosciuto, così sviluppato, così affermato, poteva essere magari alle orecchie dei miei genitori qualcosa di, non lo so, magari anche di poco sano, visto da fuori. Ma i rapper dicono, hanno questo linguaggio. In realtà il rap mi ha sempre parlato meglio di tutti, meglio della scuola, meglio dei miei amici, meglio dei miei genitori stessi. Sono riuscito a trovare attraverso le canzoni dei rapper italiani, ma anche quelli americani, degli spunti importanti che ancora nella vita di oggi, che ho 28 anni e sono protagonista attivo di questa scena, comunque mi servono quotidianamente come punto di riferimento e come ispirazione. Ecco, il rap in questo momento in Italia, vabbè, sappiamo tutti che è uno dei generi che tira di più, forse in assoluto il più ascoltato dalle generazioni più giovani. Come è arrivato invece a te? Quando e attraverso quali artisti? Ma io sono nato discograficamente di recente, ascolto questa musica da tanti anni, perché in realtà sono più di 10 anni che ascolto questo genere musicale e che attivamente faccio parte di questa scena, però i primi dischi sono arrivati dopo. All'inizio quello che mi è arrivato era quello che un po' passava al convento, nel senso che le radio e le TV non avevano questo grande interesse nei confronti del genere, quindi a parte i soliti nomi di quegli anni lì, gli articoli, il sottotono eccetera, il sottobosco mi era ancora nascosto. Poi piano piano da un nome ne scopri un altro, mi sono ritrovato poi all'incirca quindicenne a già affermare il mio nome nella scena di Torino e avere avuto la possibilità di confrontarmi con persone che conoscevano questo genere musicale da più tempo di me e mi hanno trasmesso un grande amore per i dischi, come Walter X, come Next One, come DJ Double S, con i quali veramente ho condiviso tante cose all'inizio, e quindi ho scoperto tutto quello che c'era dietro e ho vissuto un po' a cavallo la generazione analogico digitale, quindi mi ricordo che appena si poteva avere internet, che iniziava davvero ad avere un peso nelle famiglie di tutti, sono andato veramente a scavare, cioè ho avuto la possibilità di utilizzare quel mezzo per fare il digging, anche se poi in realtà tanti dischi li ho comprati in vinile, tanti li ho comprati in CD, insomma sono sempre stato un feticista dello scartarsi il progetto ufficiale, però sicuramente la musica, l'hip hop che più mi ha cambiato la vita è stato quello della seconda metà degli anni 90, quella che da molti viene considerata la golden age dell'hip hop, non solo in Italia ma anche e soprattutto negli Stati Uniti. Però sono uno veramente molto attento a tutto quello che succede, non disdegno le cose più nuove, sono uno che prende ispirazione un po' da tutto, quindi conosco il genere a 360. E qui veniamo a Rocksteady, perché il tuo ultimo disco, se uno ha un po' di orecchio, è impregnato di pop, no? Quindi di cultura, e in alcuni casi anche in maniera esplicita. Tu citi le tue radici, ne parli con fierezza. Quanto ha inciso sulla tua crescita il far parte, il vivere la cultura hip hop, e quanto secondo te oggi come oggi questa cosa può far crescere i ragazzi che l'ascoltano? In che modo? Sono delle differenze? Sì, ci sono delle differenze sostanziali. Per esempio la cultura hip hop comunque si basa su dei principi, adesso senza farmi fare il professorino del caso, peace, love, unity and having fun, cose che magari anche nei testi dei rapper riscontri ben poco, soprattutto per quanto riguarda peace, love and unity ancora di più. Però sicuramente sono stati dei tempi storici differenti, quindi non possiamo puntare il dito su una generazione che non ama l'hip hop, possiamo puntare il dito su dei rapper che magari si discostano dall'ambiente, che è quello che io in realtà mi faccio carico di questa cosa, ma perché lo sento, non voglio sbandierare per essere ricordato dagli altri come Ensi è veramente hip hop, che figo. Io sono così, faccio quello che faccio perché amo questa cosa a 360 e non potrebbe essere altrimenti, non è una cosa forzata, altrimenti si sentirebbe, la gente non avrebbe questo rispetto nei miei confronti, sarebbe una cosa veramente banale tentare di far parte di un ambiente dal quale non si arriva. Io arrivo veramente da questo e quindi ne parlo. Benissimo, allora rimaniamo un
attimo al tuo disco. Quando ci arriva tra le mani un disco, la prima cosa che ci domandiamo, no? Anche rispetto al Era tutto un sogno, quindi il disco precedente, è quanto lavoro c'è dietro, quanto ti sei rimesso in discussione, insomma. Sì, tanto perché era sicuramente la mia prima prova discografica importante, con il supporto di una grossa casa discografica come la Warner Music, che crede molto nel progetto. Il mio disco è marchiato Atlantic, motivo di orgoglio che mi porterò fino nella tomba, perché per Atlantic sono usciti alcuni dei dischi che mi hanno cambiato la vita. E arrivo oggi a un'esposizione grossa a livello mediatico, a avere il supporto di una grande multinazionale dopo 10 anni di gavetta. Mi sono andato a chiedere i prestiti in banca per produrmi i miei primi album, poi ho fatto le cose con le etichette indipendenti piccole, le etichette indipendenti grosse, quindi il mio percorso è stato fatto mattone su mattone. Con Rocksteady avevo bisogno di trovare un'evoluzione coerente della mia musica, trovare delle chiavi di lettura diverse, perché poi in realtà il rap che ho sempre fatto filtra la mia vita, dalle cose più poetiche alle cose più hardcore. Ho cercato di avere un equilibrio di questi elementi all'interno del disco, cercando di magari dire cose che avevo già detto ma con un'altra chiave di lettura, come ti dicevo prima. Ma la cosa più forte di Rocksteady è sicuramente l'identità musicale, che è sicuramente cucita intorno al mio personaggio, quindi sono riuscito ad affrontare tematiche importanti come in Eroi, dove metto le mie debolezze in primis, o in VIP con Yakoto, che sarà il prossimo singolo, nel quale parlo di quali sono le persone veramente importanti per me, al di là delle persone dell'entertainment che vengono riconosciute da tutti come persone importanti, parlando degli affetti personali, dell'amore, parlo delle difficoltà di un ragazzo che ha trasformato la propria passione in una professione e cerca di farsi largo in un meccanismo complicato come quello non solo della discografia, ma anche di saper coesistere fra essere una persona che tutti i giorni esce di casa, va a comprare il pane, va a fare la spesa, e le persone che lo fermano per fare le foto, perché oggi sono riconoscibile, vengo visto dalle persone come un personaggio che fa delle cose, e non è facile, come quando dico in Era tutto un sogno, dico it was all a dream, speravo che fosse così, però poi gestire la cosa dal di dentro non è sempre facile, quindi volevo fare un disco che, soprattutto perché prodotto da una major, fosse veramente un disco che rispecchia l'ambiente, che non fosse qualcosa che si discosta, che non fosse la mera possibilità di utilizzare un mezzo più grande per principalmente essere più famoso, o come tanti tentano di fare più soldi. La mia è una costruzione di un percorso, è un tassello importante del mio percorso discografico, ma è soprattutto un modo per elogiare l'ambiente dal quale arrivo, perché ti ripeto, non fossi arrivato da qua oggi non sarei a questo microfono a parlarne con te, non farei tutto quello che sto facendo, quindi perché discostarmi o sputtanare o non rendere grazie all'ambiente che mi ha premiato e che mi ha glorificato e che mi ha permesso davvero di trasformare la mia passione in una professione. Non c'è niente di più bello. E pare che la cosa sia arrivata, nel senso che il disco è esordito col botto, no? Te l'aspettavi sta cosa? Ecco, è proprio quello, no? Cioè, per dirti, quando il disco è entrato primo in classifica io sono cascato dalle nuvole, nel senso, non perché non avevo fiducia in quello che era il mio progetto, io ero contento, ma perché Rocksteady non è un disco che ammicca, non è un disco facile, non è un disco che fa una fotografia del momento e tenta di rifare in maniera spicciola quello che succede dall'altra parte dell'oceano. È un disco che non prende scorciatoie, cioè paradossalmente Era tutto un sogno aveva anche dei nomi all'interno dell'album che a livello di cassa di risonanza erano anche più grossi. Pensa a Gue Pequeño, pensa a Samuel di Subsonica, cioè pensa a Raiz degli Alma Megretta. Questo è un disco in realtà nel quale io mi sono circondato di persone che magari non hanno una grande visibilità o un grande successo mediatico, ma che hanno del talento. È un disco che non lesina sui contenuti, che non si risparmia, però allo stesso tempo non ti insegna la vita. Non è un disco con il quale io penso di salvare il mondo, non ci sono pezzi socialmente così impegnati, non è un disco costruito come per dire faccio il pezzo per gli amici, il pezzo party, il pezzo per la tipa, il pezzo per il parchetto. No, cioè un disco è un'espressione più matura di quello che è il mio rap, quindi all'interno di ogni canzone, per quanto ognuna abbia una propria identità musicale forte, cioè non puoi scambiare, come magari succede in altri dischi, le strumentali con le strofe. No, le strofe devono stare su quelle strumentali, se le sposti perdono di forza, e questo secondo me è sintomatico, è sintomo di un disco studiato e pensato, e quindi la grande forza di Rocksteady secondo me è questo equilibrio di cose. Yeah, come in Inception. È arrivato anche il momento, anzi è quasi arrivato anche il momento di partire con i live. Sì. Si parte il 15 novembre dai magazzini generali proprio qua a Milano. Cosa ci dobbiamo aspettare a livello di... Stai preparando qualcosa di particolare? Sì, beh, la formazione sarà... La formazione sarà quella classica che mi ha sempre contraddistinto, un MC, un DJ alla vecchia, senza doppie voci, senza pizzi e merletti, senza troppe cose. Ho la fortuna di
avere un palco un po' più carino. Quest'anno gireremo con una bella console dedicata al Rocksteady e ci stiamo studiando proprio dei momenti importanti dove dividere anche quel momento dell'improvvisazione e dell'estemporaneità dal momento di cantare le canzoni dell'album, cercando di mischiare quelli che sono i pezzi forti sia di questo disco che della mia discografia precedente. Mi accompagnerà DJ2P, pluridecorato campione di scratch, nonché grande amico, nonché siete una gran coppia voi, tra l'altro, l'ho già visto insieme. La premiata ditta proprio. Sì, questo che poi tra l'altro io sono molto contento di portare Rocksteady dal vivo perché me lo sono immaginato molto dal vivo. Cioè una pecca che trovavo in Era tutto un sogno è che era un disco carico anche di contenuti, ma che non andava in una direzione tanto live. Infatti avevo pochi pezzi che potevo fare dal vivo che avessero un appeal importante dal vivo. Io ho sempre visto il momento del live come una festa, come un party, cioè proprio having fun tonight, cioè divertiamoci, perché questo è un concerto alla fine. Io sì, poi ci deve essere il momento in cui dici una cosa seria, devi parlare alle persone, però andarmi a vedere un sermone o un comizio non ne ho voglia. Cioè io voglio di andarmi a divertire, vedermi un bel concerto, un bello spettacolo, e musicalmente Rocksteady va in questa direzione, anche a livello di come è stato interpretato. Ho cercato di avere lo stesso flow che è quello del freestyle, che mi ha contraddistinto, che mi ha fatto apprezzare da un pubblico variopinto a 360, da quello più radicato a quello meno, che è la fluidità sul tempo. E infatti questo disco non ha doppie voci, non ha insert, è tutto registrato su una traccia sola, come un vero MC, nel senso non è un disco carico di cose, non è un disco che suona volutamente spinto, è un disco che io dal vivo riesco a fare bene, è un disco che io dal vivo porterò nella quasi totalità dell'album, perché è un disco molto caldo, dal sapore molto hip hop, e quindi con quelle sonorità che, come direbbe qualcuno, vai proprio a star bene, nel senso è un disco che suona per essere portato live, secondo me, e quindi secondo me live raggiungerà la massima espressione. Ecco, e quindi iniziate a prepararvi voi che siete all'ascolto, perché girerà un casino. Reggio, Treviso, Brescia, Arezzo, Roma, Torino, Cesena, Milano, come arriveranno tante altre. Ne arriveranno tantissime, immagino, per cui per informazioni, biglietti e date, immagino sì, certo, ci siano i tuoi, no? Tutti i miei social network, insomma, dove io quotidianamente interagisco con le persone che mi seguono. Sicuramente potranno trovare tutto quello che necessitano per venire a trovarmi ai concerti. Quindi spero davvero di avere davanti un buon pubblico, e un pubblico tra l'altro del quale vado molto fiero, perché sono riuscito negli anni con quello che faccio a unire un po' le cose, no? Spesso questo genere musicale viene additato di essere un genere per teenager, un genere per ragazzini. In realtà questa musica in questo paese ha 30 anni di storia, quindi vedere anche dei trentenni che si sono fatti la fila in store per farsi firmare il disco per me è sintomatico. Quindi spero davvero di avere un pubblico omogeneo, e non voglio dire che il mio disco è un disco per famiglie, per tutti, però è un disco che sicuramente un ragazzino di 18 anni o di 17 ci può trovare il pezzo che gli interessa e l'espressione live, magari dedicata più all'improvvisazione, al freestyle, ma magari anche quello un po' più maturo che dice voglio andarmi a sentire uno spettacolo che dal vivo suona bene, con un MC che sa fare il suo mestiere, un DJ che sa fare il suo mestiere. Si viene a vedere secondo me questo spettacolo che stiamo preparando proprio nei prossimi giorni. Inizieremo davvero a beccarci in studio per capire come proprio settarlo, ma secondo me avrà un bell'impatto live. Per chiudere, come al solito, noi chiediamo a chi viene a trovarci, che tendenzialmente, anzi nel 99% dei casi fa parte dell'ambiente hip hop, cosa ascolta quando non ascolta hip hop, e poi chiudiamo l'intervista con un brano che ci consigli. Sì. Cosa ascolta Ensi quando non ascolta hip hop? Ma guarda, la mia selezione musicale è abbastanza facile, nel senso che sicuramente, essendo un fan di quel tipo di musica, è principalmente hip hop, però quando non ascolto hip hop mi piace tutto quello che di Radice Black, quindi sono un fan della dancehall, sono un fan della reggae music in generale, ma sono anche un fan del bel cantato, e quindi un disco che sto ascoltando tantissimo in questo periodo è il disco di una collega che tra l'altro mi ha omaggiato con un ritornello pazzesco nel mio album. Lei si chiama Yakoto e il pezzo in questione si chiama VIP all'interno del mio disco, ed è una voce fantastica. Lei è tedesca, di origine ghanese, canta da paura. Il suo disco si chiama Baby Blues e all'interno ci sono dei pezzi favolosi come Diamond, come Body Movement. Sono anche un grande fan di Sela Su, che anche lei è un'altra collega. Ce la consigliasti l'ultima volta, esatto. Belga, giusto? Anche lei sì, è belga, e che dire, se vogliamo proprio ascoltare un pezzo, guarda, ti stupirò con un altro nome che non è nessuno di questi due. Lui si chiama Billy Moon
ed è questo cantante rockabilly quasi, che però utilizza tutti i campioni dell'hip hop. E c'è questo pezzo fantastico che si chiama Yeah Yeah, che se andate a cercare sul tubo e vi vedete il video, pazzesco. Lui canta benissimo e c'è sotto un bel breakbeat tipo quello di Apache, per farti capire. E lui canta, però ci sono poi tutti questi piccoli intramezzi con i campioni del Wu-Tang Clan, una roba spettacolo. pazzesca. Lui è bianco, a vederlo così uno dice questo non c'entra nulla con questa musica, ma in realtà è uno che spacca forte. Quindi se ve lo ricordate, Willy Moon, passiamo quello. Bellissima. Allora, intanto ti ringrazio per essere stato con noi su Radio Popolare, in bocca al lupo per tutto e alla prossima. Crepi il lupo e grazie, quindi ci ascoltiamo Willy Moon con Yeah Yeah.